E 15 minuti. Siamo stati via veramente 15 minuti, siamo stati da qua fino a Pino, sta da ovest, a prenderle, perché erano già ordinate, quindi siamo andati in mano, tornati e... Vanno a prendersi le pizze e al ritorno si trovano i ladri in casa. È successo ieri sera, dopo le 7, ad una giovane coppia che da 5 anni abita in questa villetta appena fuori mura a Treviso. Siamo tra via Piave e via Castello d'Amore, a 2 passi dal comando della Polizia Municipale, e Sandro Mantovani racconta così l'accaduto. Lì con un arnese ha tirato giù il maniglione della porta blindata e se l'ha aperta. Sono andati diretti sopra in camera matrimoniale, hanno rovistato tutto, tirato giù completamente tutti gli abiti, qualsiasi cosa, tutto sul letto era, e poi probabilmente non hanno fatto in tempo a fare altro perché siamo arrivati noi, perché giù non hanno toccato quasi niente, stava staccando la luce apposta per stare tranquillo al buio, la presa elettrica. Ed è in quel momento che Sandro e la moglie Donatella sono rientrati scorgendo un'ombra da questa finestra. Perché ho visto la sagoma, mi sono parato qua davanti, perché pensavo fossero, ho fatto talmente veloce io, pensavo fossero scappati sopra. Abbiamo chiamato la polizia, che effettivamente sono stati tempestivi, e con loro siamo andati sopra a vedere se erano ancora sopra. Invece si vede che ha fatto un salto qua e è scappato via a tempo zero. Perché l'ho visto là, questa era aperta perché sono andati qua e volato via. Carnagione bianca, corpo atletico e dall'agilità non comune per uno, ma forse due ladri che, nonostante l'allarme lanciato dalla giovane coppia, l'immediata reazione di un vicino di casa e la zona perfettamente illuminata, sono riusciti a dileguarsi in pochi secondi. Oggi c'erano i genitori a portare conforto alla giovane coppia, dando una mano a rimettere a posto le stanze messe a soqquadro e a ripulire dai vetri la veranda per una zona di Treviso che da tempo non veniva visitata dai ladri. Malviventi decisamente non solo spregiudicati vista la zona e l'illuminazione presente, ma sicuramente non nuovi ad azioni del genere, considerando in quanto tempo sono riusciti a scassinare il finestrone con triplo vetro antisfondamento. 3-4 minuti si mettono là e la aprono.